questo anche perché abbiamo tanti imprenditori. Allora, vediamo i nostri ospiti in studio, in qualche modo un imprenditore della lingua veneta, Alessandro Mocellin dell'Accademia della Buona Creanza. Buonasera Mocellin. Buonasera. Mauro Biolcaro. Mocellin, prima di parlare di lingua veneta e di un grande convegno che ci sarà a febbraio, lei come vede questo mercato del lavoro che c'è o che non c'è, insomma, a seconda dei punti di vista e dei risultati di chi cerca occupazione, il più delle volte non la trova, come sentiamo spesso, ma qualche volta riesce a infilarsi da qualche parte. Credo che la domanda principale che ci dobbiamo fare è, anche sentendo tutti questi, io sono figlio di imprenditori, quindi capisco molto bene la situazione, la conosco in maniera molto viva e diretta. E posso confermare che ogni impresa veneta è una famiglia, non è un'azienda nel senso che ci viene scritto nei manuali di economia, che sono scritti sempre con una visione diversa, perché è questo secondo me che manca, cioè c'è un ragionamento che si deve fare a monte di tutto quello che si è detto questa sera, non è di numeri. Ogni cambiamento grande nella storia, in questo vorrei prendere l'assist da Perrin, ogni grande cambiamento nella storia, e questo c'era un filosofo tedesco che diceva uno storico è un profeta che guarda indietro, non perché guarda indietro e non vede il futuro, ma perché vede cosa è successo indietro. Se si è arrivati, si ritiene di essere arrivati ad un punto morto, c'è bisogno di un cambiamento di pensiero. Non è un cambiamento di numeri, non è una questione di quanti miliardi, non è una questione di quante assunzioni, non è una questione di quanti laureati, è una questione di pensiero. La domanda vera da farci è, lei ha giustamente chiesto, chi è l'imprenditore? Io invece vorrei fare un'altra domanda agli imprenditori, chi sono i veneti? Nella vostra esperienza vi siete chiesti, ci siamo chiesti tutti quanti, chi sono i veneti? Perché i veneti hanno lo stesso nome da 3500 anni, cosa che non è per gli altri popoli europei. Oggi noi ci chiamiamo Veneti, ai tempi della Serenissima si chiamava Repubblica Veneta. Venezia significa città dei Veneti. Al tempo dei Romani questa regione si chiamava la Venetia, area dei Veneti, no? Abbiamo il nome Veneto che compare addirittura prima della fondazione di Roma. Il nome Veneti è sempre qui da 3500 anni. Nello stesso periodo oggi si chiamano francesi, prima si chiamavano franchi, prima si chiamavano galli. Noi in quello stesso periodo siamo stati veneti, poi veneti e oggi veneti. Chiediamoci chi siamo. Questa è una cosa fondamentale da capire, perché se non capiamo che questo momento e anche le diverse migrazioni, i miei nonni materni si sono sposati a Vancouver. Quanti veneti hanno parenti all'estero? Praticamente tutti. Dai numeri che sappiamo sull'emigrazione veneta negli ultimi 150 anni si sa che fuori dal Veneto ci sono almeno altri 5 milioni di persone che portano i nostri cognomi, che tante volte parlano ancora la nostra lingua, tanto per dire. Ma il ragionamento di base è veramente chi sono i veneti, perché i veneti sono sempre stati legati all'internazionalità. Quindi non stupiamoci che gli imprenditori vadano all'estero. Non è solo come qualcuno magari dice in maniera magari maligna, una fuga per questioni fiscali. A un certo punto c'è sempre un bisogno di nutrire la propria identità con un elemento nuovo. Cioè, i veneti sono quelli che Marco Polo va in Cina. I maligni oggi direbbero perché non sei stato a Venezia a lavorare per Venezia invece di andare 20 anni in Cina, no? Ecco, no, ragioniamo veramente com'è la nostra storia, com'è il nostro modo di essere veneti. Se il nostro modo è quello che mentre tutti fanno la guerra tra i Guelfi e i Ghibellini, Venezia si rivolge a Costantinopoli, cioè va completamente dall'altra parte e conquista il mare Egeo, forse stiamo entrando in un ragionamento che non è il nostro. Accettiamo o non accettiamo di essere quello che siamo, cioè di essere veneti, di essere quelli che si sono inventati da matti, folli, eroi, pionieri, imprenditori, si sono inventati una città sull'acqua? Ce lo chiediamo mai? Chi sono i veneti? Questa è la vera domanda che vi faccio io, non ho una risposta. Purtroppo c'è qualcun altro che se lo chiede, sai, e sono quelli... Io ho 28 anni e posso dirvi che parlando con i giovani io mi sento vecchio, perché
quando io parlo con studenti universitari anche al convegno internazionale sulla lingua veneta che stiamo organizzando, ci saranno 160 studenti che vengono ad ascoltare appunto la prima parte del convegno sull'insegnamento anche della lingua veneta con il professor Mosley dell'UNESCO, con il professor Stegman, il professor Balboni anche di Venezia, quindi grandi iniziative si possono fare per la lingua veneta, una cosa su cui possiamo tutti essere d'accordo qui. Anzi, ho visto un SMS prima che diceva: se volete, visto che siete tutti imprenditori o quasi tutti, se volete fare un atto per il pensiero veneto, se volete finanziare questo convegno internazionale che porta qui 12 linguisti da tutto il mondo che parleranno di lingua veneta da dritto, da storto, facendo del peo avanti in drio, spiegandolo ai ragazzi, spiegandolo anche alle persone. E avremo anche appunto il dottor Baccialli come chairman al pomeriggio, il professor Bertolissi, insomma molte personalità a livello... Se sulla lingua napoletana sono sicuro che andavo in primo. E io invece sono sicuro che al primo convegno internazionale sulla lingua veneta, peraltro, quando noi parliamo di lingua veneta non stiamo parlando del ragionamento della lingua dei nostri nonni, stiamo parlando di un ragionamento del veneto che è sempre stata una lingua internazionale. L'inglese e il francese sono pieni di parole venete. Questo è il discorso, i veneti sono fatti così, non crediamo che dobbiamo passare per un veneto, diciamo, che torna in se stesso e si chiude, perché il vero veneto, quando il veneto riscoprirà se stesso, sarà il momento in cui si aprirà come un grande fiore, questo è il discorso. Ma quello che io vi dico, i giovani, io dicendo i giovani già mi classifico come non più giovani in realtà con i miei 28 anni, però un laureato o anche una persona che sta facendo le superiori, io parlo molto spesso con loro, ho fatto anche delle ore di insegnamento a dei licei e mi dicono: noi abbiamo fame, no? De mangiare, de skate, de lavoro, abbiamo fame di capire il mondo. Quindi se noi stiamo qua a parlare dell'immigrato che arriva e che torna, stiamo qua a parlare del 20%, 15%, sono cose che arriveranno, per carità, purtroppo a un certo punto dovremo stare lì a parlare di numeri, però io dico sempre, non mi immagino Aristotele parlare di una legge di bilancio, eppure questo ha fatto la storia dell'Europa e ancora adesso stiamo ragionando in quella maniera là. È inutile che crediamo, dopo 200 anni, dal 1789, quanti sei, guardi che si sveglia del conto, 230 anni circa, no, dalla rivoluzione francese. La rivoluzione francese, è vero, le famose i cornetti di Maria Antonietta, il pane, i forconi, queste robe qua, ma non è questo. Era impossibile concepire l'aspetto socio-economico come una scintilla se non ci fosse stato prima un ventennio di ragionamenti, quindi 20 anni di filosofia illuminista. Quindi la cosa che io vi chiedo, ma secondo voi sono almeno 20 anni che tutti stiamo studiando, come fanno in Catalogna per esempio, in Scozia, nelle Fiandre, ma non occorre andare tanto distante, basta andare qua a Bolzano per capire che lì alla cultura ci tengono davvero. E mi dicevano gli imprenditori catalani, noi facevamo di tutto perché una quota del nostro lavoro andasse come investimento proprio a bono dell'azienda stessa per la cultura, perché nuove idee attirano i giovani, li mantengono qui, li fanno lavorare, fanno crescere l'economia. Se noi invece stiamo qui a pensare, il MEGA ha dato la competenza in P, la competenza in manco, nel frattempo i giovani, e ripeto, io sto facendo una seconda laurea ma mi chiamo quasi fuori dai giovani, diciamo, e nel frattempo facciamo, quelli della mia età, fanno la fine di quelli che sono stati i miei nonni, cioè che tocca andare all'estero, ma non per scelta, e in passato ancora è successo. Chiediamoci perché, e io vi chiedo un impegno concreto a voi. Dopo l'unità ha cominciato l'immigrazione. Allora, poi sulla cultura veneta, perché se non comprendiamo questo, tutto il resto che va benissimo ma verrà dopo è un ragionamento successivo. A monte la radice è questa, la lingua. Poi ci torniamo, 22:36. Il primo convegno internazionale sulla lingua veneta si terrà a Campo San Piero il sabato 18 febbraio e ci sarà il primo linguista dell'UNESCO, il professor Mosley, e ci sarà il professor Stegman, il professor Ferguson, il professor Bertolissi, hanno tutti, quello dell'Atlante Mondiale delle Lingue, che viene a studiare il veneto, si porta dietro i suoi collaboratori per studiare la lingua veneta. Speriamo magari di poterlo portare anche qui. Io un'ultima cosa, visto che Vescovo è imprenditore in area informatica, noi stiamo traducendo anche prodotti informatici come Accademia tradotti in veneto. Abbiamo tradotto LibreOffice, presentato in Repubblica Ceca, abbiamo tradotto Telegram in veneto,
Veneto, se riusciamo a trovare qualche sinergia per fare qualche prodotto informatico anche in lingua veneta, siamo a totale disposizione perché è una cosa dei giovani. Gente di software, io sono un uomo software, se c'è da dare un contributo, volentieri, che vuol dire una mano di lavoro, certo, non un contributo che può essere frainteso soldi, contributo però che vuol dire lavoro, che vuol però dire una promessa la posso fare. la gente software, direttore, disponibilità ce l'ha. Va bene, allora Baseggio, poi sentiamo... Direttore, una promessa sola, il 2017, questo ve lo prometto, magari verifichiamo fra 365 giorni, sarà l'anno della lingua veneta, quindi diamoci da fare. Nisso il primo. Baseggio. Allora, l'avvocato